mondiale del prossimo anno in Messico. L'incontro ha offerto ben poco rispetto alle premesse della vigilia, più propense al contenimento che alla costruzione del gioco. Grecia e Italia al loro settimo incontro ufficiale hanno dato vita ad una partita particolarmente sciatta, senza mordente e priva di qualsiasi significato tecnico. Bearzot per l'occasione ha mandato in campo la stessa formazione vittoriosa un mese fa a Dublino contro l'Irlanda, nella speranza di avere alcune conferme però solo in parte mantenute, grazie soprattutto all'impegno di Di Gennaro nel ruolo di regista, dello stopper di Edwood e del portiere Tancredi. Le punte invece con in testa rossi hanno fallito anche perché non sostenute dal solito contributo da parte di Conti, apparso alquanto impreciso. Davanti ad un pubblico scarso annoiato, tra cui il presidente del Consiglio Craxi in visita di lavoro ad Atene, il secondo tempo ha offerto lo stesso sgradito spettacolo della prima frazione. Giordano è subentrato al posto di Rossi, mentre Bearzot sostituiva Tardelli e Altobelli, rispettivamente con Dossena e Fan. Ad una traversa colpita dalla Grecia, gli azzurri hanno reagito più sul piano individuale che collettivo. La sua azione manovrata si è avuta al 35esimo, conclusa con un colpo di testa dallo stopper di Atwood.